non credo vi sarà la possibilità di vederlo correre nelle liste della Lega, ma diciamo che lui con le sue critiche si è posto al di fuori del nostro partito. Vederlo correre nelle liste della Lega sarebbe un ossimoro. È dunque una contraddizione in termini per il vice segretario veneto del Carroccio Riccardo Barbisan accostare Tony D'Arè alla Lega e anche solo pensare che l'ex europarlamentare possa correre alle prossime regionali nelle file del partito di Matteo Salvini. La replica a Ring nel medesimo studio in cui 24 ore prima proprio D'Arè aveva espresso la volontà di scendere in campo. Con chi resta ancora da decidere, anche se sarebbe la Lega la prima scelta. Auguri, nel senso, io penso che Tony non avrà problemi a trovare qualcuno che lo candidi e se si candida vedremo il risultato che farà, non escludo che possa essere un buon risultato. E esclude invece che possa essere con la Lega? Ma al momento attuale sì, al momento attuale è stato espulso dalla Lega per delle fratture che sono insanabili. Frattura troppo fresca quella con D'Arè, rincara Barbisan, consapevole però che è con la segreteria regionale e con Salvini che c'è stato il vero strappo, mentre tra la Lega Trevigiana e l'ex segretario nazionale il dialogo non si è di fatto mai interrotto. Non si è mai interrotto perché mi pare di aver capito che anche alle ultime elezioni provinciali si è posto come un interlocutore all'interno del centrodestra e del resto quella è la sua storia. Sì, non voglio parlare per lui, ma mi pare che sì, non possa fare la mattana di andare o col Partito Democratico o con qualcuno che non sia all'interno, nel solco di quella che è la sua storia. Quindi noi parliamo con tutti gli alleati e se lui vuole porsi in una posizione come questa, devo dire perché no, insomma.